film che ha fatto epoca, rilanciando il mito dell'antica Roma. Il gladiatore ora torna al Colosseo accompagnato dal suo eroe Massimo X Meridio, ovvero Russell Crowe. Un evento di beneficenza organizzato dall'Orchestra Italiana di Cinema con la colonna sonora eseguita dal vivo e la partecipazione immancabile di un altro gladiatore del calcio, Capitan Totti. Ce lo racconta Francesco Gatti. Solo gli eroi non hanno paura di affrontare le arene, di sfidare il consenso del popolo. Gli eroi della storia, più recentemente quelli del cinema e dello sport. E quando addirittura questi eroi si incontrano, le emozioni sono potenti. Al Colosseo, dove si concludeva nel sangue il gladiatore, è tornato Russell Crowe ed ha abbracciato Francesco Totti. Poi la proiezione del film e l'orchestra dal vivo. Ridley Scott si convinse a girarlo nel 99 dopo aver visto un dipinto neoclassico francese, Pollice Verso, che mostra proprio un gladiatore che si rivolge al pubblico e all'imperatore per il giudizio. Ma nulla lasciava prevedere un successo. Da circa 35 anni i film in costume erano finiti in soffitta. I fasti di Quo Vadis, gli Oscar di Ben-Hur erano lontani, sommersi dal ricordo di tanti successivi colossal statici e fasulli di peplum un po' fatiscenti. Inoltre, una volta sul set, Crowe scoprì che la sceneggiatura era solo un canovaccio di 32 pagine da completare. Eppure, se siamo ancora qui a parlarne, ad emozionarci, il gladiatore ce l'ha fatta. Più di tanti maciste e più di Kubrick con il suo Spartaco, che in qualche modo ne fu il modello. Il film ha rivitalizzato inaspettatamente il genere, perché il generale Massimo X Meridio, che cade in disgrazia e combatte da schiavo, appare reale, perché il regista, allora in declino, fa una magia e da lì si rilancia. Perché alcune frasi restano impresse, perché la colonna sonora, molto presente, riempie i buchi della storia e ispira. Senza il gladiatore forse non avremmo visto 300 o Troi al cinema e nemmeno Rome, Spartacus e addirittura il Trono di Spade in TV. Perché, come diceva il protagonista, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.